Euroregione News. Workplace Health Promotion, Friuli, Venezia Giulia e Lombardia per i lavoratori in salute. Un percorso informativo rivolto alle figure dei responsabili per la sicurezza dei lavoratori e ai medici competenti. Il progetto è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso la collaborazione dell'ATS di Bergamo per la Regione Lombardia, dove questo percorso è stato intrapreso da alcuni anni. Percorso sicurezza è parte integrante della promozione e organizzazione dell'evento avviato qualche giorno fa a San Giorgio di Nogaro, dove hanno partecipato una parte delle aziende aderenti alla rete formativa sulla sicurezza messa in atto da Paolo Grossa. Tra i responsabili del progetto per lo studio Physio Team 8.8 la dottoressa Sonia Martinotta, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda che ha ospitato l'evento a San Giorgio di Nogaro, la Sisecam con Giorgio Giorgeri, mentre per l'azienda per l'assistenza sanitaria numero 5 Friuli Occidentale c'era Giulia Goi, alla quale ho chiesto cos'è questo programma WHP. Un progetto che nasce in maniera più ampia a livello internazionale e noi come Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo cercato di attivarlo quest'anno, quindi cercando di coinvolgere in primis le aziende del Pordenonese, perché noi come azienda capofila facciamo riferimento al territorio pordenonese, e in seguito di diffonderlo proprio a livello regionale in tutte le altre realtà aziendali. È un progetto che si occupa e lavora sugli stili di vita, quindi sui fattori di rischio individuali modificabili che sono l'abuso di alcol, l'abuso del fumo di sigaretta, l'inattività fisica e l'alimentazione scorretta. Però non va a lavorare solo su questi fattori di rischio, ma è contestualizzato all'interno dei luoghi di lavoro, quindi si cerca di attuare e modificare questi fattori di rischio all'interno dei luoghi lavorativi. Al momento in Friuli Venezia Giulia non abbiamo un gran numero di adesioni perché, come detto prima, siamo partiti quest'anno, stiamo implementando piano piano il numero di aziende. Quest'anno a dicembre ci sarà la prima premiazione, anzi la seconda premiazione VHP, perché la prima è stata fatta l'anno scorso, perché è partito un po' l'anno scorso ma in via informale, però quest'anno facciamo la prima premiazione ufficiale delle aziende che hanno aderito, quindi verranno premiate con una targhetta e riconosciute quindi a livello anche europeo come luoghi di lavoro che promuovono salute e che entrano a far parte di questa rete. Tutto quello che loro apprendono a livello lavorativo in termini di fattori di rischio e quindi di promozione della salute possono riportarlo anche in ambiente domestico, quindi è un effetto a cascata. Dal singolo lavoratore si diffondono gli stili di vita salutari anche a livello della famiglia e nel contesto sociale delle amicizie. Il percorso del WHP, quindi progetti proprio sulla promozione della salute e sicurezza sui posti di lavoro. Questo ci permette di essere trasversali perché non c'è soltanto la componente dell'attività fisica e quindi dell'attività motoria da poter far promuovere anche nelle aziende, ma viene proprio creata una rete tra professionisti, quindi importante anche la collaborazione col medico del lavoro, con il datore di lavoro, con i lavoratori stessi che devono diventare parte attiva in questo percorso per essere consapevoli che loro per primi sono responsabili anche della propria salute, perché queste informazioni che gli andiamo a dare gli servono soprattutto anche per la parte extra lavorativa, solo che viviamo prevalentemente sul posto di lavoro e quindi lì dobbiamo dare le informazioni migliori da poterle poi trasferire non soltanto a se stessi ma anche nella comunità. Si vanno a individuare quali sono i percorsi migliori da far calzare in quell'azienda, quindi si può promuovere o una formazione in plenaria dove vengono dati proprio da un punto di vista più teorico quali sono, come funziona il nostro corpo, quindi da un punto di vista di anatomofisio patologie, quindi magari anche quali sono tutte quelle indicazioni che se prese subito in considerazione ci possono aiutare a evitare di avere disturbi all'apparato soprattutto muscoloscheletrico. Qualora invece magari queste informazioni sono già state date, si può fare anche subito una formazione sul campo, quindi si va direttamente in azienda a vedere sulla postazione di lavoro. Ci sono stati presentati degli esempi anche stamattina
anche in questo convegno su quali sono le attività che si possono andare a fare svolgere, quindi ad esempio verificare se in postazione di lavoro si possono svolgere degli esercizi preparatori al movimento che vado a fare o anche di scarico nel momento in cui ho eseguito eventualmente una movimentazione manuale dei carichi importante o nella postazione eseguo movimenti ripetitivi, quindi vado a interrompere quello che mi può poi portare ad un danno strutturale. Poi da 3 anni a questa parte abbiamo aggiunto un nuovo approccio proprio da proporre alle aziende, che si focalizza sull'individuo, quindi ritorniamo un po' all'elemento umano, quindi al lavoratore, quindi anziché partire con una formazione un po' generale si va a capire effettivamente se poi il lavoratore è in grado di eseguire anche quello che gli andiamo a proporre, quindi viene fatta una valutazione proprio smart sul lavoro, quindi è una visita di circa 15-20 minuti in cui il lavoratore viene valutato e gli si fa una fotografia per andare a rilevare se ci sono disfunzioni nel movimento che gli viene richiesto, quindi ci sono 15 partner di movimento valutati dal fisioterapista e da lì si va poi a individuare laddove ci sono delle limitazioni, ma soprattutto se alla richiesta dell'esecuzione di un movimento vi è un dolore, si va a creare e il dato viene registrato e monitorato poi anche attraverso poi un'applicazione, quindi è stata creata un'app apposta dove il lavoratore riceverà una sua scheda personalizzata in cui va a verificare e tiene anche a mente quali sono i punti in cui poi dovrà andare a farsi aiutare, in particolar modo magari accedere poi da un suo fisioterapista di fiducia o soprattutto in presenza di dolori particolari chiedere anche consulenza al medico del lavoro o al proprio medico di riferimento, e questo lo aiuta a mettersi in salute proprio perché è subito consapevole di dove ha la limitazione in quel movimento. Questo aiuta poi anche a noi fisioterapisti che entriamo come in azienda a dire anche al datore di lavoro o al medico competente con più forza quali sono i percorsi da prediligere per quel tipo di lavoratore rispetto ad un altro che magari non manifesta in quel momento un particolare problema. Ci aiuta anche a andare incontro a un bisogno sempre più presente nelle aziende, che sono quelle delle limitazioni delle mansioni, per cui la persona è presente al lavoro ma avendo delle limitazioni comunque abbassa il suo impatto lavorativo nell'orario in cui è presente sul luogo di lavoro, e quindi noi cerchiamo proprio di dare una risposta a questa problematica che è sempre più crescente, visto che la fascia d'età delle persone che lavorano tende ad aumentare e quindi anche la fisicità non sempre corrisponde a quello che poi gli andiamo a richiedere. Decisamente particolare rispetto agli altri, perché non si parla di una formazione alla sicurezza obbligatoria per legge, quindi non do istruzioni solo in ambito lavorativo. Questo è particolare perché vede l'azienda come erogatrice di una formazione che può essere utile per un benessere del lavoratore anche al di fuori del lavoro, al di fuori dello stabilimento, e quindi creare anche una mentalità di benessere fisico, quindi di creare anche delle condizioni di salute personale che vada extra lavoro, in modo tale che l'azienda non corrisponda banalmente solo a un posto di lavoro, a uno stipendio, ma sia anche erogatrice di cultura del benessere in questo caso, che non essendo un'attività cogente per legge assume una caratteristica un po' particolare. Già la formazione prevista per legge è abbastanza impegnativa e questo sarà uno scalino successivo, e al di là dell'iniziativa o dello spirito sociale dei vari imprenditori sarà anche da formare una mentalità in questo senso anche nei lavoratori, perché per raggiungere questi obiettivi di benessere, quindi di avere un sistema proprio di vita, di movimento, di alimentazione adeguato, dovranno rendersi partecipi in prima istanza. Non glielo potrà imporre il datore di lavoro come una qualsiasi altra regola aziendale, ma sono dei suggerimenti che l'azienda si offre di dare per uno sviluppo anche morale del lavoratore.
Ma il percorso sicurezza ormai è già da tempo che la seguo, sta raggiungendo degli obiettivi in termini di partecipazione, perché oggi abbiamo avuto la partecipazione veramente importante anche delle istituzioni che si occupano di sicurezza sul lavoro, quindi con il coinvolgimento anche degli addetti ai lavori in primis, e poi con la voglia di andare oltre a quelli che sono gli aspetti cogenti della norma, ma cercando proprio di formare una mentalità che non si occupi solamente della sicurezza in modo sterile, ma proprio del benessere a 360 gradi del lavoratore. Quindi non mi stupiscono questo genere di incontri con percorso sicurezza, che dovrebbe essere proprio un obiettivo fondamentale di enti come quelli di percorso sicurezza. Da San Giorgio di Nogaro per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.